Allora vorrei passare adesso la parola a Giorgio Visentini, che è ex funzionario della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, originario di Udine, che all'epoca ha partecipato come volontario all'emergenza post-terremoto, lavorando nel gruppo coordinato dal commissario straordinario Giuseppe Zamberletti. Poi tecnico nel comune di Bordano, disastrato dal terremoto, e poi funzionario della neonata Protezione Civile per la formazione dei gruppi di volontari nei comuni della nostra regione. Ecco a te, Giorgio. Grazie, buonasera a tutti. Dopo aver ascoltato tutte queste cose, cominciare a parlare poi in maniera tecnica mi sembra un po' assurdo. Io vi chiedo scusa fino adesso se userò l'io. Ma tutto questo nasce perché quel 6 maggio è stato anche per me il primo giorno di una storia che sta continuando, per fortuna, ad andare avanti, ma che ha segnato un pochino così tutto un sistema che quel benedetto 6 maggio ci ha insegnato e che stiamo fortunatamente come Regione Friuli portando avanti ancora. Chi sapeva il 6 maggio che cos'era un terremoto? Penso che guardandoci così eravamo quasi tutti studentelli o appena finiti, l'avevamo studiato sui libri, ma nessuno l'aveva provato, nessuno aveva idea di che cosa fosse effettivamente quel benedetto rumore che ci ha fatto sentire prima di Bernardo e quanto è durato e che cosa stava provocando. Diciamo che ci siamo messi così un pochino tutti a fare qualcosa, a cercare di fare qualche cosa dopo aver passato quel primo momento di spavento. Io ricordo che la voglia di fare qualche cosa, di andare a fare qualche cosa c'era, e in qualche maniera l'ho fatta. Si parlava prima dei radioamatori che sono stati i primi a dare il segnale di cosa era successo. Io ricordo che quella sera ero con mio papà e non c'erano le comunicazioni. La prima comunicazione che è arrivata di quello che stava succedendo era attraverso Radio Praga, che dava un terremoto a Venezia. La prima informazione che era arrivata, dopo che si è incominciato a capire tutto il resto. Abbiamo dovuto aspettare un pochino l'alba per capire quello che effettivamente era successo nel nostro Friuli. E da lì è partita quella voglia di fare. Mi ci metto dentro anch'io. Forgarina, Osoppo, Montenars, a fare un po' di tutto. Nel libro ho messo qualche episodio, ma se dovessi raccontare tutto quello che è rimasto nella mia mente, probabilmente non sarebbe bastato questo libricino. Però era qualche cosa che, bene o male, dava la possibilità di capire che di fronte a una tragedia, perché fondamentalmente era una tragedia, si cominciava a parlare di morti un giorno dietro l'altro che aumentavano, ricordo delle scene di questi morti da mettere nelle casse. Ho avuto la fortuna di conoscere il buon Giuseppe Zamberletti, nominato commissario. Quella nomina commissario, se permettete, si dice che la Protezione Civile è nata in Friuli e difatti il primo mattone è stato messo qua, è stato messo su due aspetti fondamentali. Voi sapete, penso per verità, chi è il prefetto? È il braccio del governo in una determinata provincia. Avevamo due province coinvolte nella stessa regione, Udine e Pordenone. Non è che due prefetti per portare soccorso si baruffassero fra di loro, ma questa figura di un commissario che fosse al di sopra delle parti è stata la scelta vincente. Ascoltava, decideva. Una delle frasi che lui ripeteva quando avevo modo di ascoltarlo, perché così per dirlo come aneddoto, finiva le riunioni in prefettura, io facevo lo scout quella volta, presso la sede degli scout avevo creato un primo centro di raccolta e di smistamento di volontari, altro aspetto fondamentale che è stato per quanto riguarda il discorso protezione civile. Avevamo avuto una grandissima solidarietà, si parla di 700.000 volontari venuti in regione ad aiutarci, tralasciando quello che era il discorso già dell'esercito presente che accennava prima anche di Bernardo, ma 700.000 volontari che arrivavano da tutta Italia. Qual era il problema? Che non erano organizzati. Tolta la Croce Rossa, tolti l'Associazione Nazionale Alpini, per essere più precisi, tolti gli scout, tolti i radioamatori, il resto era un volontariato spontaneo, come succede ancora, abbiamo visto in Emilia Romagna, abbiamo visto da altre parti, un volontariato che non è organizzato. E questo erano dei pallini di Zamberletti, un volontariato organizzato e specializzato, che non c'era.
Aveva avuto la fortuna di avere l'esercito, qua, come dicevi giustamente tu, che ha sopperito molto. Ma io ricordo quando ho incominciato a girare, perché poi, avendo fatto questa, chiamiamola, amicizia con Zamberletti, ci diceva: ma andate a vedermi qua, andate a vedermi là. Ed effettivamente qual era il problema? Si presentavano gruppi di persone, di volontari, si presentavano dal sindaco: sindaco, siamo qui per darti una mano. Perfetto, il sindaco non dice che non li cacciava di sicuro, però c'è un problema, ci devi dare da mangiare e da dormire. In qualche maniera si combinava, ma non era questo il modo di cominciare ad arrivare a portare soccorso. Io lo ricordo poi qualche volta, appunto, mentre veniva lì a mangiarsi la pasta asciutta a mezzanotte, di determinate frasi che diceva: non bisogna guardare il politico negli occhi per sapere cosa fare, bisogna guardare la gente negli occhi per capire quali sono le necessità. E questo era l'elemento forse che ha dato poi tutto quel resto del giro di solidarietà che c'era anche a livello nostro. Io ricordo che andando in giro trovavi nei cortili, trovavi un telo di nylon, 3-4 famiglie che ci stavano sotto, chi portava il salame, chi portava il formaggio, chi portava questo, e c'era questa comunione. Permettetemi se dico che questo: io ho 13 terremoti sulle spalle, partendo proprio dal terremoto del Friuli, finendo nel 2021 in quello in Croazia, che bene o male ci ha toccando tutti quelli che sono successi in Italia anche all'estero. Io non ho avuto modo di vedere, pur a distanza di anni, quello spirito di familiarità che si era creato fra la gente terremotata friulana. E ogni tanto mi faccio questa domanda: se succedesse adesso, saremmo lo stesso capaci di essere così uniti e solidali fra di noi prima di tutto? Guardando l'esperienza dei terremoti, l'Aquila, via dicendo, dico no, abbiamo cambiato un modo di essere, un modo di vivere, che forse è quello che il Friuli doveva insegnare, non ha insegnato nella maniera giusta. Capire la gente, capire le necessità. Giustamente di Bernardo ha detto, c'è stata una cosa grandissima in Friuli, una comunione di intenti da parte di tutte le forze politiche. Io ricordo aver conosciuto Comelli, Berzanti, Biasutti, tutti questi politici qua, che bene o male facevano le loro baruffette politiche, però quando c'era la cosa da decidere per il terremoto, tutti all'unanimità, si fa così. Tanto è vero, accennavi alla legge 17, fatta dopo un mese praticamente dal terremoto, quindi cominciamo a fare qualche cosa subito. Il Fasini di Bessoi non era un qualche cosa, uno slogan a parte, c'era l'esperienza del Bellice dietro, 10 anni prima, e pensare di dover passare altri 10 anni noi in quelle condizioni non era certo dello spirito del friulano. Lavoratore, no? Santo onest lavoratore, il mal dal madone, come si dice, la voglia di fare, di mettersi a posto subito. E questo era un qualche cosa, dice sì, vabbè, arriveranno i soldi, ma intanto io comincio a fare qualche cosa. Poi è arrivato tutto quel discorso perfetto per me. Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Prima i posti di lavoro, ti do la possibilità di tornare. Dopo il famoso esodo, tutti via. Diamo la possibilità di lavorare, di fare le aree per i prefabbricati, tutto quello che serve. Quando è pronto rientrate, si ricomincia da capo. Nel frattempo facciamo le fabbriche. Ritornate e cominciate a lavorare. Poi faremo le case, poi faremo le chiese. E le opere d'arte, anche quelle hanno un loro significato particolare. Nella mia storia è passato questo momento qua, diciamo, della fase di emergenza in cui ne ho fatti tantissimi, vi dicevo, da scrivere mi servirebbe un tomo. Ho avuto un'altra fortuna, a parte fare il vigile del fuoco, ma di finire a lavorare fra le braccia dell'Orcolacco, a Bordano, paese distrutto al 90%, con tutto da rifare. E qua c'è stata la seconda fase, quella del lavorare in accordo con tutti quelli che erano i tecnici degli altri comuni, con tutto quello che era il personale della regione, della segreteria straordinaria e di quant'altro fossero interessati. E c'era un lavoro di sinergia. Perché siamo arrivati nell'86, nel 76 86, in 10 anni, ad avere fatto quasi il 70% della ricostruzione? Perché c'era qualche cosa che bene o male accomunava il cittadino col politico, con quello che era il discorso del territorio che lui stava vivendo. E qua c'è l'altro aspetto fondamentale, il secondo mattoncino che ci dice bene la protezione civile nasce ai Friuli, i sindaci.
il fatto di assegnare al sindaco la responsabilità della ricostruzione metteva questa figura di fronte ai cittadini. Ho io i soldi in mano, perfetto, fammi vedere come li spendi, vediamo come li spendi e quanto li spendi, e tutto quello che è arrivato come soldi dallo Stato, dalla solidarietà, via dicendo. Si parlava di solidarietà, prima è arrivata da tutto il mondo, sì, io vedevo in giro arrivare mezzi di tutte le parti, gli americani, i tedeschi e via dicendo, sembrava un movimento fin troppo strano, ma li abbiamo spesi, e li abbiamo spesi anche bene, perché se ci guardiamo oggi il nostro Friuli, è una cosa, dici sì, qua c'è stato il terremoto, ma dove sì, se trova una casetta di quelle ancora mezze diroccate, quello è l'aspetto. Per cui vivere anche da tecnico l'esperienza della ricostruzione per me è stato un lavoro completo dal punto di vista professionale. Case, chiese, strade, cimiteri, tutto. Ma l'abbiamo fatto con uno spirito di consapevolezza che meno male ci metteva in condizioni fra colleghi, passatemi il termine, degli altri comuni, di capire quali erano le esigenze, qual era il modo di lavorare, di operare per portare tutto al meglio e quanto prima possibile. 11 anni a Bordano, poi un grande salto, arrivò a Palmanova, è andato via l'assessore a Palmanova, protezione civile, eccola lì. Se voi pensate che forse qualcuno qua ricorda, i primi uffici che abbiamo fatto a Palmanova li abbiamo fatti nelle scuderie di fronte alla caserma della Polemica, 3 stanze, eravamo 7. Oggi sono in 197 in quella struttura lì, ex asilo nido, dismesso, e abbiamo incominciato a fare un lavoro capillare su quello che era l'esperienza, almeno per me, di quello che avevo imparato da quel grande personaggio che era Giuseppe Zamberletti, un volontariato organizzato, i sindaci che rispondono, i sindaci che hanno in mano un potere che non è un potere soltanto politico, è un potere di gestione del territorio e della popolazione. Arrivato lì bisogna cominciare, prima in Italia, a fare questa legge, proprio sulla base di quello che era stata l'esperienza del terremoto. Roma ci guardava un pochino, ma se funziona, proviamo. Era una prova. Beh, sta che alla fine, per male, siamo stati per parecchi anni il fiore all'occhiello della protezione civile come realtà, non solo e soprattutto dal punto di vista del volontariato, ma per tutto il sistema organizzativo che ci siamo dati. Partendo da quello che era il discorso del terremoto, responsabilità ai sindaci. I sindaci, il sindaco è responsabile del suo territorio e della popolazione dei beni. Lo dicono tantissime leggi, non solo quella della protezione civile. Il sindaco da solo non ce la fa. Troviamo il modo di creare un qualche cosa sulla base di quello che è stato quel grandissimo supporto del volontariato spontaneo che nel 76 è venuto ad aiutarci. Gruppi di volontari comunali, piccolo esercito, 8.000 persone, siamo arrivati anche a numeri più grandi. Adesso il problema è convincere i giovani a capire. Quella famosa frase, il Friuli ringrazia e non dimentica, noi facciamo attività anche nelle scuole proprio per ricordare ai bambini qual è il problema, anche perché, diciamocelo, forse loro potrebbero confermarci, sono passati 50 anni. Non è per fare terrorismo, non è per fare nulla, no? Però ci dicono i cicli della storia si ripetono, forse domani, forse fra 10 anni, forse fra 100, magari chissà quando. Però preparare le nuove generazioni a questo, a conoscere un sistema che non ci faccia passare attraverso quello che abbiamo provato e cui abbiamo preso l'insegnamento. Grazie a quel 6 maggio, perché da quel 6 maggio abbiamo imparato tanto, ma dobbiamo trasmetterlo. Ricordare 50 anni non vuol dire soltanto commemorare, oh mio Dio, ci stanno le vittime di quel terremoto, ma vuol dire soprattutto riconoscere quello che in 50 anni siamo stati capaci di fare i nostri politici, i nostri amministratori e noi cittadini. Non è qualcosa che rimane dietro, è qualcosa che va avanti, lo dobbiamo portare avanti con le nuove generazioni. Se gli succederà, non succederà, prepariamoli. Io quella frase, qui il Friuli ringrazia, non dimentico, quando andiamo nelle scuole con qualche volontario facciamo dire ai ragazzi, gli spieghiamo perché abbiamo scritto quella frase, perché ci hanno aiutato in tanti e il motivo è di cambiare. Difatti i volontari del Friuli sono i primi a partire, andare in qualsiasi posto quando succede, proprio per un'organizzazione che hanno saputo dare.
dal punto di vista politico, che ha riconosciuto il ruolo del volontariato come ruolo fondamentale, ma già dal 76, e lo ha portato avanti creando e costruendo una struttura che bene o male ha il suo.